Quest'opera ho fatto una tempesta, se si vedono la tempesta, colpi di fulmine, saetti, poi c'è, dopo la tempesta vengono i grandini, dopo la tempesta vengono i grandini, l'ho definito grande, poi c'è la pioggia, poi è tutto fantasia, un'ispirazione che l'artista... Ucciù, come si dice, con soggetti è chisso, come si dice? Meno astratto, chiamiamolo, no? E che chisso ad esempio, che mi dici di quello? Quello è praticamente sono alberi preistorici. Io pensavo che ci fosse celata una scritta sopra, no? No, sai, sono, tipo camuffata. Sono alberi preistorici, sono simboli preistorici. Se tu guardi attentamente sono tutti simboli. Va bene. Tu sei di Bocchieri Giuseppe di Gela. Bocchieri Giuseppe di Gela. O più complicato, è questo? Sì, più complicato. È astratto questo? Sì, a spatola, tutte spatole. Spatola, spatola. Ah, no, dico nel senso come significativamente, è astratto. Energia, l'ho chiamata energia. Energia l'ha chiamata, ecco, perfetto. Energia l'ho chiamata così. Sì, effettivamente pare un commutatore, una cosa. Esatto, questi sono sì, va bene. Vabbè, ci sta precisa energia. Questa è la corsa, se tu vedi ci sono attentamente delle c'è persone, una pista, sì, ho capito, sì. Vedi un estratto, una specie in penombra. enorme, esatto, da capire. Va bene, dai.